Benissimo, tutto è pronto per dare inizio alla Kermesse Bonorvese. Ieri è stata una prima bellissima, portata a termine con tanta abilità da Tonino Solinas, e oggi andremo a chiudere naturalmente con tante emozioni come quelle che ci hanno fatto vivere durante la sfilata iniziale di questa 15ª edizione del Carnevale Bonorvese, Sicilia. E così si ricomincia. La seconda giornata de Sischiglia Bonorvese inizia, se possibile, ancora più alla grande del primo giorno, con un pubblico numerosissimo che affolla la via principale del paese, che ospita per iniziare un corteo festoso di colori e musiche che scalda la gente e annuncia il grande spettacolo di cavalli e cavalieri che sfrecceranno a breve per la strada attrezzata per l'occasione, e ad aprire le danze è ovviamente Sasone di quest'anno. Tonino Solinas, con Alessandro Vigicotto, bellissimi come sempre. Tonino monta un puro sangue inglese dal manto grigio, accompagnato dalla scorta con 2 cavalli pai. Hanno aperto la seconda giornata del Carnevale Bonorvese. Prima dell'atteso momento in cui i cavalieri dovranno cimentarsi a centrare la stella, Sischiglia appunto posizionata al centro della strada, il pubblico viene allietato con una serie di pariglie tradizionali e pariglie acrobatiche con cui anticamente gli uomini del paese riuscivano a mettersi in mostra agli occhi della beneamata che si voleva corteggiare. Uno spettacolo che, notiamo, non viene apprezzato soltanto dagli anziani del paese che tornano indietro con gli anni raccontandosi vecchi aneddoti, ma anche dai tanti giovani presenti che applaudono ed incitano i protagonisti. I cavalli, fin dalla storia antica in Sardegna, partecipano a tutte le feste sia religiose che pagane. Abile Scandelli di Sardegna. Non esiste una festa in Sardegna dove il cavallo non sia protagonista. Il cavallo che accompagna i santi nelle processioni, i cavalli che esprimono la loro destrezza nelle corse del galoppo e in queste manifestazioni di carnevale. Il cavallo fa parte dell'ambiente agropastorale da una vita. In poche parole fa parte della storia della Sardegna. E con questi 2 cavalieri olivastri si chiude la prima tornata delle pariglie 2013 di Bonorva. Ve l'ho detto già da ieri, li vedevo inquieti, non potevano aspettare, anche perché questa evidentemente sono stati autorizzati dall'associazione, perché non si può, è la prima volta che comunque è uno spettacolo che vogliamo trovare questo qua. E così continua questa prima parte della manifestazione, fra esibizioni sempre più complicate e le persone sempre più coinvolte, mentre arriva finalmente il momento più atteso e gli addetti ai lavori cominciano a preparare le corde a cui verrà appesa la stella, Sischiglia. Ed ecco qua un applauso a Tonino Solinas, che naturalmente è lui che va a misurare l'altezza del nastro. Eh sì, perché fra pochi istanti particolare attenzione sarà dedicata alla corsa Sischiglia, che ha un significato augurale per gli operatori delle campagne e che premierà i più bravi nell'infilzare su un cavallo lanciato al galoppo un modellino di Sischiglia, la fascia ricamata che orna il petto del cavallo. Bellissima discesa che apre adesso, sarà lui a decidere tutti i cavalieri che potranno partecipare e tentare di portare a casa Sischiglia. Passa il testimone ai suoi secondi.
è la scorta di Tonino Solinas, Sazone di quest'anno l'ha presa! Eccola qua! Grande Toresanna, non ce l'ha fatta da Torino, ma ci ha pensato il suo amico e fedele scudiero Toresanna a portare a casa la prima stella, Sischiglia. Dai candetti scuricante, chissà è già pronta a uscire, chissà satterà scoppanta, sono pronta a partire, ogni stella troppo bella, chi sinta su cammino, ogni stella troppo umana, non potrebbe ammirare. Ogni stella lucente in mezzo a mili, ogni stella ma si cantare, chi può scontare. È Ruggiu! Bravissimo! Ignazio Ruggiu! No! Silenzio, calma. Peccato per il cavaliere, peccato per il cavallo, spero che non sia niente di grave. Ci saranno i veterinari addetti adesso a sistemare tutto. Purtroppo proprio nel momento più bello della kermesse un cavallo ha preso una storta e si è fermato, bloccando per un attimo la manifestazione. Pronto l'intervento dei soccorsi che hanno medicato il cavallo e sgomberato immediatamente la Al pista. nostro amico che per oggi finita la festa, un applauso grande al cavallo e al suo cavaliere. E dopo l'applauso per il cavallo, lo spettacolo è ripartito più forte di prima, con una serie di cavalieri che, l'uno dopo l'altro, sono riusciti ad infilzare la prestigiosa stella, raccogliendo così l'ovazione del pubblico. La seconda stella di quest'anno! I migliori giovani cavalieri di Bonorva. Un bellissimo Robertino, se lo merita alla sua prima Ischiglia, il più giovane cavaliere del Sischiglia 2013, Roberto Olia. Francesco De Riu, eccola qua! Una mattinata splendida, con un sole magnifico, il calore del pubblico e un grandioso spettacolo offertoci dai cavalieri di Bonorva. Un momento esaltante che non poteva che chiudersi con Sazone e la sua scorta a raccogliere ancora una volta gli applausi del pubblico ormai caldo al punto di vista. Signore e signori, tutto è pronto, da questo momento in poi non attraversiamo più la pista perché ci sarà l'ultima tornata per salutare con orgoglio e con onore da capocorsa Tonino Solinas a suoi secondi Toresanna e Luigi Cocco. Sarà lui a chiudere questo carnevale con l'ultima tornata di Pariglie. Appena le trombe e i tamburi suoneranno, loro saranno i primi a uscire e a salutare. Fate finta che vi stia salutando uno per uno. Col suo passaggio al galoppo, Sazone saluta tutto questo bellissimo pubblico che anche quest'anno ha accompagnato questa manifestazione equestre. Emanuele Sini, Salvatore Angius e Luca Testoni, eccolo qua. Tres, attenzione! Ehi! Calma, niente.
Un applauso Emanuele Sini, uno dei migliori cavalieri giovani di Bonorva. Un altro piccolo incidente spaventa di nuovo il pubblico proprio sul finire della kermesse, ma ancora una volta ci si riprende subito dopo la delusione iniziale del cavaliere stizzito di non aver portato a termine la sua corsa. Ma l'applauso caloroso del pubblico ancora una volta fa tornare gli umori a posto e ci si prepara alla grande parata finale in cui tutti scendono in pista per accogliere l'ultimo meritato applauso per questa grandiosa mattinata ricchissima di emozioni. All'anno prossimo dunque.